Va ora in onda Regioniamoci sopra. Conduce Giuliano Zulin. Buongiorno amici di Radio Libertà, qui Giuliano Zulin con voi, Regioniamoci sopra. Insomma, ci sono state le regionali, ieri Val d'Aosta, ieri, o meglio, domenica sono stato in Val d'Aosta, ma ieri lo spoglio, sì in Val d'Aosta e poi nelle Marche. Il centrodestra ha vinto, come tutti sappiamo, nelle Marche e anche in Val d'Aosta ha ottenuto un buon risultato che più o meno spingerà l'Unione Valdôtaine, storico partito autonomista. Ricordiamo sempre che dall'Unione Valdôtaine di Bruno Salvadori nacque l'idea della Lega di Bossi, no? Da un incontro, no? Mitico raccontato dal senatore nel 1979, anche se bisogna dire che già all'epoca l'autonomismo era forte in altre parti d'Italia, per esempio in Veneto, dato che nel 1980 nacque la Liga Veneta, 4 anni prima della Lega Lombarda, per dire. Ma questo, come dire, è storia ormai, è storia dell'autonomismo, storia di quella, chiamiamolo così, di quella passione, sentimento verso il nostro territorio, verso le nostre regioni, che poi si è allargato a tutta Italia con la Lega, chiamiamola così, nazionale di Salvini, no? E che si è visto poi per esempio anche sul Pratone di Pontida, dove i territori cominciano ad avere l'obiettivo di puntare a star meglio, no? Al di là poi delle idee politiche, destra, sinistra, tutto quello che si vuole, però l'obiettivo è che l'autonomia non deve essere una battaglia di un partito, posto che è un partito che l'ha portata avanti da 40 anni, ma deve essere proprio una battaglia di civiltà di tutti. Una battaglia di civiltà che, diciamola fin fondo, deve puntare al miglioramento dei servizi che sono offerti poi ai cittadini di quel territorio. Abbiamo detto 1000 volte, forse più, qui a Regioniamoci sopra, ovvero che i soldi in teoria ci sono, magari potrebbero essere di più, certo, ci mancherebbe questo sempre, ma il problema è sempre la gestione delle risorse. E mi riferisco per esempio alla sanità, no? Cioè, faccio un esempio molto, molto semplice, no? Escono sempre delle rilevazioni sulla sanità, la qualità dei servizi offerti e tutto quello che se ne discute, no? Allora, per fare un esempio, no? C'è un tema, la famosa migrazione sanitaria. Allora, per migrazione sanitaria noi sappiamo che ci riferiamo alle persone che vanno a curarsi da un'altra parte. Adesso voi direte, perché mi racconti ancora questa roba che ne abbiamo già parlato? Adesso capirete, state un attimo tranquilli che adesso vi dico. Rapporto Agenas, quindi dell'agenzia, diciamo proprio che si riferisce all'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che è l'Agenas, a luglio aveva pubblicato, ne avevamo anche un po' accennato noi che ragioniamoci sopra, uno studio che si riferiva alla mobilità ospedaliera, cioè ovvero le persone che vanno a curarsi fuori regione. Vanno a curarsi fuori regione per motivi vari: uno, la qualità dei servizi; B, l'esistenza proprio dei servizi, perché delle volte certi reparti, certe operazioni, certe cure non ci sono nel proprio territorio e quindi si fanno dei chilometri, centinaia, migliaia di chilometri, si spendono dei soldi, alberghi, parenti, treni, aerei, macchine, benzina per andare a curarsi. Sempre nel servizio pubblico sanitario nazionale, che però chiaramente comporta degli squilibri all'interno del territorio. Questa analisi dell'Agenas rivela una ripresa dei flussi, ovviamente, di gente che esce dalla regione con un ritorno a livelli pre-crisi. Per dire, gli ultimi dati, quelli proprio certi, precisi, nel 2023, che più o meno sarà simile anche a quelli di adesso, la mobilità ospedaliera ha raggiunto l'8,69% del totale dei ricoveri, cioè praticamente quasi un ricoverato su 10 in certe zone, cioè questa è la media nazionale, un ricoverato su 10 quasi viene da fuori regione. Ora voi mi capite bene che siccome la gran parte delle persone di solito partono dal sud e vanno al nord, e questa la media delle 8,63 e 69, scusate, è nazionale, quindi vuol dire che in certe regioni del nord magari arriviamo a 2
ricoverati fuori regione, no? Presenti in ospedale. E poi c'è anche una mobilità ambulatoriale che siamo al 2,42%. Il che vuol dire che ti sposti solo per le operazioni, non certo magari per una visita. Quindi, fin lì, ok. I dati praticamente hanno messo in luce chiaramente marcate differenze con le regioni meridionali che registrano una maggiore fuoriuscita di pazienti verso altre aree del paese. L'abbiamo detto prima, stiamo leggendo un articolo che ci riassume su diciamo un po' la relazione dell'Agenas. Dice che appunto le cause di questa migrazione sanitaria sono riconducibili a disparità ovviamente nell'offerta sanitaria, con le strutture del nord e del centro che sono più attrezzate. In particolare, per esempio, la categoria diagnostica è maggiormente coinvolta nei trasferimenti ed è quella delle patologie muscoloscheletriche, che addirittura rappresenta il 33% dei casi. E abbiamo detto anche appunto che la mobilità ambulatoriale, cioè l'analisi di laboratorio, sono le prestazioni più richieste in termini di volume, mentre la diagnostica per le immagini incide maggiormente sulla spesa. La differenza tra domanda e costo riflette la necessità di una razionalizzazione delle risorse, soprattutto nelle regioni con minore capacità attrattiva. Tema molto semplice, no, e qua c'è un problema proprio di qualità del servizio. Qualità del servizio che ci viene incontro la relazione della Corte dei Conti sulle, diciamo, era una relazione che è stata inviata al Parlamento proprio sulla gestione dei servizi sanitari regionali, che è stata elaborata dalla sezione autonomie proprio della Corte dei Conti. Ecco, per dire, no? Cioè qua l'analisi spiega, è rivolta a valutare, vabbè, se i divari chiaramente territoriali tra nord e sud siano andati riducendosi. Qual è il tema? Che la Corte dei Conti dice che, poche parole, eccolo qua, adesso non trovavo, scusate, il numero, si è registrato in realtà un miglioramento generale nel numero delle regioni del sud che sono adempienti nell'erogazione dei LEA. LEA sono i livelli essenziali di assistenza e sono, diciamo, delle pagelle che dà poi il Ministero alle regioni dove ci sono dei punteggi base, un minimo sindacale, chiamiamolo, sotto il quale vuol dire che sei inadempiente, vuol dire che chiaramente poi la gente se ne va via. Il minimo, diciamo, il punteggio minimo è 160 e 6 regioni, cioè sono scese a 6 le regioni, ecco, vi leggo bene la frase, no? Cioè, si è registrato un generale miglioramento nel numero delle regioni del sud adempienti nell'erogazione dei LEA, con un punteggio quindi al di sotto, poiché quelle considerate adempienti con un punteggio quindi al di sotto del valore minimo sono scese a 6, quelle inadempienti sono Abruzzo, Puglia, Sicilia, Campania, Molise e Calabria. Erano 6 e sono scese a 2, Molise e Calabria, quindi meno male che c'è stato un calo. Molise e Calabria, che pur avendo conseguito un graduale miglioramento, ha portato la prima a essere giudicata comunque adempiente, la seconda per il suo 2018, qua parliamo di dati anche vecchi. Tuttavia, se un miglioramento assoluto più o meno ampio c'è stato in tutte le regioni meridionali, non può dirsi altrettanto in termini relativi. Se infatti si confrontano i punteggi ottenuti da queste regioni con quelli dei best performer, ovviamente quelli soprattutto delle regioni del nord, solo 3 enti regionali su 7 evidenziano una netta riduzione dei divari e sono Abruzzo, Campania e Puglia, che l'abbiamo detto da 6 a 2, quindi sono migliorate. Mentre per 3 regioni c'è un aumento addirittura del differenziale di offerte di servizi qualitativi a loro sfavore, cioè peggiorato, diciamo, la forbice tra nord e sud si è allargata in su sanità, servizi sanitari, Basilicata, Molise e Calabria. E invece addirittura invece c'è stata una lieve riduzione, per esempio, nella Sicilia. Per quanto riguarda Abruzzo, Campania e Puglia, c'è stato appunto un grande miglioramento. Anche Sicilia e Molise c'è stato un miglioramento. Poi invece, confrontando i risultati delle regioni del sud con le migliori performance, per esempio negli anni scorsi, Emilia Romagna, Veneto, soprattutto Veneto,
La regione che ha ridotto un po' un differenziale di circa il 42%, passando da meno 93 a meno 54 punti, è la Campania. Poi abbiamo detto che c'è l'Abruzzo e via andare. Perché dicevamo questo? Cioè, ovvero che la gente va a curarsi fuori regione, perché in certe regioni i servizi sanitari non sono all'altezza, nonostante la spesa sanitaria sia definita e sia pro capite, quindi quando al Ministero danno i soldi alle regioni non è che ne danno meno ad alcuni e più ad altri, li danno tutti con un uguale criterio, eppure la gestione è diversa. Allora noi diciamo, siamo partiti dalle Marche, perché poi magari cosa succede? Qualche, diciamo, coalizione politica perde magari ed altre vincono. Beh, andiamo a vedere cosa si parla di sanità in certe regioni e si parla sul diritto al fine vita. Cioè si parla della famosa richiesta di una legge nazionale per il suicidio assistito. E allora abbiamo visto noi che per esempio in Toscana c'è stata una corsa, no, per approvare una legge che poi è stata impugnata tra l'altro dal governo, perché dice com'è che non è che in Toscana puoi avere il diritto al suicidio assistito, in altre regioni no. Ma poi c'è stato anche in Sardegna, proprio a settembre, è recente, no, 17 settembre, la Sardegna ha votato a favore di un provvedimento sul fine vita. Poi c'è l'Umbria, anche qua, regione del centro-sinistra, che si va avanti, addirittura si accelera. E in altre regioni invece c'è stato un grande rallentamento, soprattutto quella del centro-sud. Ma la roba che più colpisce è questa, che per arrivare a questa discussione, leggiamo sul sito per esempio dell'associazione Luca Coscioni, che è in prima fila per questa campagna Liberi Tutti proprio per il diritto al suicidio assistito, cosa succede? Per arrivare a discutere una legge servono delle firme. I sottoscrittori che portano avanti questa legge, Toscana sono stati 10.700. In Sardegna si è proceduto così, in Umbria arriviamo a 3.000 firme, ma anche in altre regioni dove non è andata benissimo per ora. Siamo per esempio Piemonte 11.000 firme, Campania non c'è il dato delle firme più o meno, Friuli Venezia Giulia eravamo addirittura a 8.000 firme, ancora meno. Poi per dire Abruzzo non è dato 8.000 firme, Veneto vabbè 9.000 firme, Emilia Romagna 7.300 firme. Adesso non voglio andare avanti fino all'infinito, quello che voglio dire è porca miseria, cioè è giusto parlare del diritto a fine vita, è una discussione anche perché ci sono molte sentenze nell'ambito ed è giusto legiferare per evitare il far west in un senso o nell'altro. Però mi domando, se i problemi della sanità sono che i servizi non ci sono, quindi non ci sono i servizi per salvare le vite, perché dobbiamo perdere del tempo a parlare invece del diritto al fine della vita, quando si parla di queste cose, quando vediamo che poi non è che la richiesta viene da milioni di persone, ma da 7.000, 9.000, 10.000 firme. Ora, non possiamo parlare di problemi seri, di come si spendono i soldi, come si potrebbero spendere meglio, invece che parlare del fine vita? Abbiamo parlato prima del tema della mobilità sanitaria, di come vengono spesi i soldi nelle regioni del sud. Vediamo anche per dire, escono anche per dire cose, studi sul PNRR, di quanto ci siano delle regioni che siano più indietro rispetto alle altre. E colpisce per esempio alcuni studi che fanno vedere come alcune regioni, soprattutto anche in questo caso del sud come sulla sanità, siano più indietro delle altre nella spesa diciamo legata ai fondi PNRR. Però qua bisognerebbe fare una precisazione, nel senso che i fondi PNRR, premesso che sono stati stravolti completamente anche il modo di spesa, gli obiettivi, i target, concordandoli con Bruxelles, soprattutto è stato un lavoro dell'allora ministro Raffaele Fitto, adesso vicepresidente della Commissione europea, proprio con la delega ai fondi diciamo nazionali di coesione e anche di ripresa e resilienza con il PNRR. Cioè, bisogna ricordare che in Italia, perché voglio fare una precisazione, perché in Italia diciamo che tutto il PNRR, o meglio il 70% più o meno, è stato gestito
dai ministeri, quindi da Roma, dallo Stato centrale. Poi c'era una parte, un 30% che era affidato ai sindaci e ai comuni, e praticamente quasi è iniziata o era o è in piccolissima parte la gestione delle regioni. Quindi quando si dice, non so, che la regione Campania è ultima Calabria, scusate, magari è ultima nella spesa dei progetti del PNRR, sì, a livello territoriale può essere così, però magari non è imputabile alla regione Calabria, a chi ha amministrato la regione Calabria in questo momento, ma proprio perché la forma di questo fondo, cioè la forma di spesa, di intervento, di attuazione di questo fondo è incredibile come l'abbiano pensata proprio, non so, credo io, per spenderli male o non spenderli. Non spenderli perché è ovvio che a Roma non è che puoi fare i progetti per il comune XY che magari sta sulla costiera tirrenica o in un'area interna della Basilicata, no? Cioè, servirebbe la regione che ha più sensibilità, e poi l'altra parte non è che puoi affidarla al comune, il quale magari c'è il comune di Milano o Roma, Bologna, insomma grosse città che possono avere la capacità di spesa di intervenire con progetti in un territorio vasto, ampio, con tanta popolazione, e anche un'esperienza nella capacità di spesa soprattutto. Quando tu ti affidi a un comune di 6.000 abitanti che gli arriva i fondi PNRR, cosa fa? Rifà la palestra, rifà il guardrail, sistema le aiuole, crea l'area verde sostenibile, fa una ciclabile. Voi capite bene che è vero che i target sono quelli che sono, perché sono quelli imposti da Bruxelles, ma sono stati rivisti, alcune voci sono state, tra virgolette, stralciate per dare spazio a nuove voci. Il tema qua è un altro, cioè il tema è che bisognava, ma si potrebbe ancora fare, secondo me, con l'autonomia e con una regionalizzazione della spesa, ovviamente proporzionale, ovviamente non è che dai tutto alla Lombardia e niente alla Campania, ci mancherebbe, fai una cosa cum grano salis, direbbero quelli che hanno studiato, e il tema è che purtroppo non c'è all'orizzonte questa diciamo idea. Abbiamo visto per esempio che anche su la famosa ZES, che sarebbe la zona economica speciale, che riguardava, che è una specie di mega incentivi per andare ad aprire un'attività e ad assumere gente nelle regioni del sud, adesso dovrebbe allargarsi anche a Umbria e Marche, ma soprattutto è stata centralizzata questa gestione, no? Non è più, come dire, in capo a ogni regione. Da una parte bene, perché alcuni territori non sono in grado di amministrare le proprie risorse, come abbiamo visto negli anni, che senza autonomia, con questo finto regionalismo, la forbice nord-sud si è allargata, ai noi. Però è anche vero che ci sono delle regioni che potrebbero essere molto più brave dello Stato centrale nel gestire i fondi, in questo caso non so, del PNRR. Purtroppo non solo c'è questa idea di centralizzare in Italia sempre per sempre, ma anche in Europa a noi insomma, si va verso questa direzione. Ne abbiamo parlato la settimana scorsa e poi è venuto fuori un pandemonio. Su questo a livello europeo, una rivolta da parte dei governatori, soprattutto del nord, ma anche del centro-sud, perché per esempio ne ha parlato Bardi della Basilicata, lo stesso De Luca, anche se non sarà ricandidato in campagna, ha detto qua bisogna fare una battaglia contro il centralismo burocratico romano, che sembrava una frase ma proprio leghista, diciamo, della prima ora, no? E questo perché l'abbiamo detto la settimana scorsa, avevamo scoperchiato il vaso, e in Europa i fondi di coesione, che sono quei fondi che vanno ai territori per creare una coesione a livello europeo, cioè vuol dire che di essere un po' più tutti uguali, no? Un po' più tutti alla pari, praticamente come capacità di offrire servizi ai cittadini. Ovvio che per esempio quelli del sud, le regioni del sud Italia hanno molti di più di fondi di coesione, beneficiano molti di più rispetto a quelle del nord, però poi a volte anche si vede che quelli del sud magari sono quelli che sono più in ritardo nello spenderli, e anche lì non è che vorrei tirare la croce addosso alle regioni del sud, per il semplice fatto che serve, come dicevo prima, esperienza nella spesa, nella capacità di spesa,
E poi anche quando hai talmente tante risorse devi anche sapere bene cosa fare e non è che puoi buttarli via, a volte non vengono spesi non perché uno sia incapace, ma perché a volte magari manca proprio anche l'idea di un progetto che può venire anche dalle persone stesse che vanno a presentare un'idea, un progetto all'ente territoriale. Ricordo, per fare un esempio, che la Polonia, che di fatto è paese della UE, non dell'Eurozona, ma della UE, che cresce più di tutti da ormai 20 anni e sta probabilmente a fine di questo decennio, non dico che supererà la Spagna come PIL, no? Cioè si avvicinerà all'Italia, cioè la Polonia non so se vi ricordate, le tigre asiatiche fino agli anni 90, primi 2000, si parlavano di Malesia, Indonesia, erano definite le tigri, perché crescevano a un ritmo del PIL spaventoso. Ecco, la Polonia è la tigre dell'Europa ed è una tigre grazie anche a una grande spesa, capacità di spesa che deriva dai fondi di coesione, perché la UE ha dato molti miliardi alla Polonia proprio chiaramente per aumentare lo sviluppo, per recuperare il gap che aveva nei confronti magari di certe zone dell'Europa occidentale. Quindi, come dire, se sei capace puoi fare tanto, non è che non puoi fare, la Polonia è lì a testimoniarlo. La roba pazzesca è che adesso, appunto, come abbiamo detto la settimana scorsa, riprendiamo il filo del discorso, la signora von der Leyen, presidente dell'Unione Europea, della Commissione Europea, vuole tagliare i fondi di coesione, nel senso li vuole mettere dentro un calderone unico che non va, ma la roba grave qual è? Un po' li lima e un po' non li darà più direttamente alle regioni, ma sul modello PNRR li darà allo Stato centrale, il quale magari lo Stato centrale dirà ok, allora io ho le stesse risorse di prima e le distribuirà. Però voi capite bene che se io sono nella regione Lombardia e per dire dalla regione Lombardia, faccio un esempio, dal 2007 ho ottenuto 14 miliardi e 7 di fondi di coesione, gran parte europei. E grazie a questi fondi di coesione ha portato avanti oltre 450.000 progetti, 450.000, piccoli o grandi che siano. Quando vediamo bando per le nuove imprese giovanili, bando per l'impresa femminile, bando per la mobilità urbana, bando per la progettazione di uno spazio verde, bando per l'agricoltura, bandi di qua, bandi di là, dove hai una parte di fondo perduto, un po' di credito agevolato, un po' di qua, un po' di là, questi non è che spariranno, però bisognerà andare a contrattare a Roma come poter avere gli stessi soldi di prima, ma soprattutto come poter contare su quei soldi come prima. Questo non perché immagino che Roma non voglia più dare i soldi alla Lombardia, ovviamente no, ma il tema è, cavolo, io che sono Regione Lombardia, o Piemonte, o Liguria, o Basilicata, qualunque sia, che so di avere delle entrate certe che derivano da questi bandi, da questi fondi, finanziamenti di coesione che arrivano anno per anno, che poi ho anche un bilancio, prevedo degli investimenti da qua a, quando io divento presidente della regione, da qua a 2, 3, 4 anni. Se non posso più avere la certezza di questi fondi, che siano, non che non li avrò più, ma che magari invece di avere 1 miliardo ne avrò 600 milioni, cambia, ragazzi, cambia. E cambia in peggio perché poi cosa vuol dire? Che i servizi offerti anche dalle regioni virtuosi rischieranno di essere non più all'altezza di regioni virtuose. Ed è questa la battaglia delle battaglie che bisognerà combattere purtroppo nel silenzio della politica, perché si parla di flottiglie, di tutto, che ci mancherebbe, importantissimo, però qua l'Unione Europea per trovare soldi per la difesa, per le armi e per altre compagnie cantanti, toglie soldi alle nostre valli, le nostre pianure, le nostre montagne, i nostri progetti per gli anziani, per i giovani, per il verde, per l'impresa giovanile. Insomma, dovremmo un po', non dico scendere in piazza, ma dovremmo pensare di più, diciamo, a quello che ci stanno togliendo nel silenzio generale e invece a quello che fa rumore e che a volte serve per distoglierci proprio dalle attività di quelli che invece levano soldi alla nostra gente, alle nostre regioni. Come sempre ci sentiamo prossimamente. Giuliano Zulin, Radio Libertà, ragioniamoci sopra e ovviamente buona autonomia a tutti. Ciao!